Il Carnevale Montevaghese 2026 si è confermato ancora una volta un evento di grande richiamo per il territorio del Belice. Giunto alla sua 36esima edizione, la manifestazione ha animato il centro cittadino dallo scorso 20 febbraio. Grande partecipazione e ammirazione per i carri allegorici, tra cui quello di Nonellora e Stupiscimi, che hanno sfilato accompagnati dai rispettivi gruppi mascherati. L'evento ha trasformato Montevago in un palcoscenico a cielo aperto, mescolando musica, coreografia, artigianato locale delle maestranze del luogo. Promosso dal Comune di Montevago in collaborazione con l'Assessorato regionale al turismo, il Carnevale ha puntato sulla sicurezza e sul coinvolgimento dei giovani delle associazioni locali. Il Carnevale Montevaghese, ha dichiarato il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, è da sempre un simbolo di identità, partecipazione, rappresentando un importante momento di aggregazione e promozione del territorio. Ogni anno associazioni, scuole e gruppi cittadini collaborano per realizzare carri, costumi che raccontano con ironia e fantasia temi di attualità e cultura popolare. E anche quest'anno è stata una bella festa. L'evento si concluderà nella serata di oggi, 23 febbraio, con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Che ci attacchi tu